Silvio Berlusconi, leader 86enne di Forza Italia, è morto. Questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano finisce un pezzo di storia italiana. Il questore di Agrigento ricifra rilancio un duro monito a istituzioni e cittadini. Svegliamoci oppure avremo molti morti in mezzo alla strada causati dallo sballo e non dai colpi di pistola. Vogliamo un vero pronto soccorso ad Agrigento, al via petizione online sostenuta anche dal Consiglio Pastorale Diocesano di Agrigento. Attività, giochi, spettacolo, sport, animazione, folklore, cultura, fede e socialità. Dal 5 all'11 il quartiere di Fontanelle in festa chiude l'edizione 2023. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni, finisce un pezzo di storia italiana, se n'è andato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano dove sono accorsi i figli e il fratello dopo il precipitare della situazione medica. 3 volte premier, fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo che aveva plasmato l'immaginario nazionale per oltre un ventennio. I servizi sono di Eugenio Cairone e di Margherita Tropiano. Un pezzo di storia se ne va con Silvio Berlusconi, la cui morte turba profondamente non solo il mondo politico ma soprattutto quello sportivo. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Ricoverato al San Raffaele era stato dimesso il 19 maggio ma il 9 giugno è stato nuovamente portato in ospedale. E oggi alle 9:30 la notizia che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è venuto a mancare. I primi ad accorrere al San Raffaele i figli e il fratello Paolo. La salma verrà portata ad Arcore. Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Berlusconi era un coraggioso combattente. È certo che è stato l'uomo che ha saputo segnare la politica nell'ultimo trentennio. Per Vittorio Sgarbi, Berlusconi è stato un eroe della resistenza alla magistratura. Attorno all'ospedale San Raffaele restano i cartelli dei sostenitori di coloro che hanno voluto bene seriamente all'uomo e al politico. Un vuoto che non potrà essere colmato è il commento di Adriano Galliani. Con un Twitter Enrico Letta parla di momento che coinvolge tutti. A ricordarlo con un grazie Presidente è il Milan Calcio, squadra che con la presidenza Berlusconi ha vinto 29 trofei, tra cui 5 Champions. Silvio Berlusconi era sceso in campo il 26 gennaio 1994. Nella memoria degli italiani resteranno indelebili le sue frasi, come quel "mi consenta". Addio, cavaliere. Certamente è stato uno degli ultimi grandi statisti, lungimirante, capace e controverso e dalla tempra straordinaria. Un grande uomo d'impresa che ha avuto la capacità di segnare profondamente un pezzo della storia del nostro paese, a cominciare dal modo di fare informazione, il comprendere che la comunicazione ben strutturata e finalizzata potesse creare realtà, acquisire consenso, plasmare un pensiero comune e anche la sua non sempre apprezzata intuizione di una TV fatta da quella società che ama apparire più che essere, in cui la gente comune con le sue vicissitudini, i propri istinti liberi, i vissuti più problematici e costruiti sulla necessità di attrarre share con sensazionalismi e gossip, ha mostrato il suo essere un antesignano di ciò che poi hanno fatto i social, dando parola e volto a chiunque e comunque disegnando una fotografia sociale che avevamo già visto in molte delle trasmissioni TV che volle, a partire dalle telenovelas, Il Grande Fratello e poi tutto quel sequel di programmi condotti da Maria De Filippi, Barbara D'Urso, che hanno anzitempo indicato in che direzione si muovessero gli individui. Uomo di grande intelligenza, fuori dagli schemi, ne ricordiamo con simpatia i suoi sorrisi e ammiccamenti, il suo essere sensibile alla bellezza femminile e le battute rilasciate con estemporanea genuinità anche in contesti di grande rigore.
Un grande amore la politica, con la creazione di un partito, Forza Italia, che ha dominato le scene per un lungo periodo, divenuto in periodi di minore fortuna ago della bilancia e comunque sempre in grado di comunicare con efficacia quello che era il suo progetto di un'Italia liberale e che funzionasse con il coinvolgimento del privato. Si espresse a 360 gradi anche nel calcio con il suo Milan, di cui fu presidente. Grande sagacia nella risoluzione dei conflitti interni al partito. Sapeva quando lasciare fluttuare la situazione e quando imporre uno rigido stop a protagonismi eccessivi e forti prese di posizione da parte di qualcuno. Ci chiediamo cosa sarà adesso di quell'8,2% che Tecne per Mediaset il 7 giugno ha rilevato per il partito azzurro sulle intenzioni di voto degli italiani. Sarà Marta Fascina a prendere le redini? Vedremo. Certo è che sarà difficile immaginare un'Italia senza Silvio Berlusconi. Comunque, e al di là di valutazioni personali, contrarie e vicissitudini che ha vissuto, il Silvio nazionale è da definire un grande uomo. Anche da parte nostra. Buon viaggio, Presidente. Ha tentato di scappare, ha perfino travolto e ferito un poliziotto. Gli agenti del commissariato di Canicattì sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo. Ha 22 anni ed è di Canicattì. Le ipotesi di reato che gli sono state contestate sono detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane, a bordo di una moto di grossa cilindrata, stava verosimilmente spacciando porta a porta. Quando gli è stato intimato l'alta, anziché fermarsi, ha travolto un poliziotto e lo ha fatto finire in ospedale. Il 22enne è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, 23 di hashish, nonché di alcune dosi di droga già confezionate e dunque pronte per essere piazzate sull'illegale mercato dello spaccio. I poliziotti gli hanno anche sequestrato 100 euro, soldi ritenuti provento dell'illecita attività. Al poliziotto i medici del barone Lombardo hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in 20 giorni, ma la gente ha continuato a lavorare già sabato notte, domenica ed anche d'oggi. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, convoca la stampa per lanciare un appello. Vediamo. Questore, quale storia c'è alle spalle dopo l'arresto di questo pregiudicato di Canicattì? Allora, non è tanto la vicenda sulla quale la persona è stata arrestata e se ne occupa la magistratura e spetterà alla magistratura fare le valutazioni. È l'esito della vicenda che ha visto ferito in maniera per fortuna non troppo grave 20 giorni di prognosi e chimosi, sfregiature, tutta la parte destra del corpo un po' ammaccata e graffiata per essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata con a bordo questo malvivente. Ma è un richiamo all'attenzione di tutti e tutti unitariamente perché queste cose avvengano sempre meno. Da un lato perché ci deve essere un'attenzione sempre maggiore da parte nostra, forze di polizia e apparato dello Stato, ma deve essere uno sforzo corale e uno sforzo con obiettivi comuni e ben definiti e contemporaneamente l'assicurazione da parte delle altre parti, diciamo, della società civile, non solo i cittadini ma anche le associazioni, gli enti locali, i comuni, le polizie locali, gli esercenti dei negozi e dei pubblici esercizi. Signori, quello a cui assistiamo, di cui spesso ci doliamo, anche talvolta il fatto che i nostri figli, i nostri nipoti, i figli dei nostri amici hanno un gravissimo incidente, sono coinvolti in un fatto delittuoso particolare e ci sorprende perché non è nella loro indole. Domandiamoci perché avvengono queste cose, domandiamoci se certe abitudini che stiamo consentendo di maturare nei nostri giovani siano abitudini sane. Se, come è capitato a me ieri sera, ve l'ho detto, rientravo
a tarda notte, erano oltre le 2, e passavo qui sotto la questura, nel pieno centro, e ho visto 3 ragazze di un'età compresa tra i 15, 16 e 18 anni, non di più, tutte e 3 barcollare, e a un certo punto ha iniziato a vomitare la prima, ha fatto così la seconda e anche la terza. Signori, si tratta di minori, lo ricordo ai genitori e a tutti i genitori, e di minori che stanno in quelle condizioni in piena notte. Non va bene. Nel nostro contesto normativo c'è un obbligo in capo ai genitori o a chi ha funzioni, diciamo, di patria potestà o esercita funzioni di garanzia nei loro confronti, a sorvegliare la loro attività. Lo ripeto, l'ho detto a voi, l'ho già fatto a Caltanissetta, lo fanno parecchi colleghi in giro per l'Italia, è un nostro dovere. Io, nel momento in cui riscontrerò situazioni di questo tipo, chiedo a tutte le forze di polizia, nella qualità di questore e autorità tecnica di pubblica sicurezza, di segnalarmele e di segnalarle ai servizi minorili della giustizia, perché vuol dire che non c'è un adeguato controllo. Una volta potrà capitare, 2 volte in un tempo relativamente lungo forse il giudice le potrà considerare ordinarie, 3 volte o più volte in tempi ristretti o una volta con modalità particolari e bene. Dobbiamo andarci a guardare dentro, nell'interesse dei vostri e dei nostri ragazzi. Sta circolando roba di tutti i tipi che sta devastando i cervelli. Sì, perché non sono più le droghe cui era abituata la nostra generazione, che erano devastanti, perché voglio dire, io ho visto tanti ragazzi rovinati dall'eroina, molti rovinati dalle cosiddette droghe leggere perché ne facevano un uso smodato, al di là che anche l'uso modato io non lo condivido, ma oggi le droghe che circolano sono droghe spesso di sintesi chimica, vengono mescolate, perché questa è la moda, signori genitori, ragazzi, questa è la moda, mescolate ad alcol o altre sostanze, si immettono insieme con la volontà di sballare e quindi di essere in gruppo e di essere dominati da un senso di onnipotenza che ti conferisce il gruppo, e anche questo obnubila le menti già degli adulti, figuriamoci dei minori, e tutto questo è una miscela esplosiva e può essere molto pericolosa. Rovinare una vita a 17, a 16, a 18, a 20 anni per questo tipo di ragioni io lo considero non solo un fatto irresponsabile, ma profondamente stupido. Siamo una società che ha rischio di stupidità collettiva. Un uomo di 52 anni, Piero Maurizio Nasca, ha confessato di aver investito con la propria auto la moglie, Anna Longo di 56, mentre passeggiava assieme a un'amica, Cettina De Bormida, 69 anni, nella zona industriale di Catania. L'amica della moglie è morta a causa delle lesioni riportate, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Marco di Catania. L'uomo si è consegnato alla polizia, confessando di aver colpito volontariamente le 2 donne. Le sue parole durante la confessione sono state: mi sono innervosito quando le ho viste andare via a piedi, ho accelerato e le ho investite. Nasca è già sotto processo per violenze contro la moglie, sposata 25 anni addietro, già madre di 8 figli prima di legarsi a lui. Cetti De Bormida, originaria di Centuripe, in provincia di Enna, l'amica del cuore di Anna Longo, l'avrebbe sollecitata a troncare la relazione. Sabato mattina i 3 si sono incontrati. Lui le avrebbe chiesto torna a casa, lei avrebbe risposto di no e poi si è allontanata con l'amica a piedi, una accanto all'altra. Poi il tragico epilogo.
Due le vittime in un incidente stradale che si è registrato ieri mattina a Mineo, nel Catanese. Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano rientrando a casa a Niscemi al termine di una serata trascorsa con amici. Sull'auto vi erano 4 giovani di età compresa fra i 19 e i 25 anni. Per cause ancora in fase di indagine, l'automobile ha sbandato andando violentemente a sbattere contro il guardrail che nell'impatto micidiale si è conficcato dentro l'auto. Dei 4 hanno avuto la peggio Rocco Di Dio, 25 anni, Marica Ficicchia, 21 anni, che erano seduti uno accanto al conducente e l'altra sul sedile posteriore. Gli altri 2, il 19enne che era alla guida e un'altra giovane di 23 anni seduta sul sedile posteriore, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Caltagirone. Si trova ricoverato in gravi condizioni il 23enne coinvolto in un terribile incidente nella tarda serata di sabato al villaggio Mosè ad Agrigento. Il giovane aveva appena finito il turno di lavoro al McDonald's quando si è messo in sella la sua motocicletta. Il Centauro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito prima da un'auto per poi finire sotto un altro veicolo parcheggiato. L'impatto è stato violento. A prestare il primo soccorso è stato un volontario dell'associazione Gise, Sandro Bennici, aiutato da altri passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale ed il personale medico. Il 23enne ha riportato un grave trauma cranico e diverse ferite sparse sul corpo. Le sue condizioni sono critiche. Incidente stradale lungo la strada provinciale 71 in contrada Zingarello ad Agrigento, a scontarsi frontalmente per cause ancora in corso di accertamento 2 veicoli, una Jeep Compass e un furgone Peugeot. Il bilancio è di 2 feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni. Si tratta di un 87enne di Agrigento che si trovava alla guida del van. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso, atterrato in zona in un ospedale di Palermo. Ferito in maniera meno grave il 70enne alla guida della Jeep. Quest'ultimo è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono intervenuti poliziotti della stradale e della sezione volanti. Ad Agrigento giovedì 15 e venerdì 16 giugno in via La Malfa 46 dalle ore 16:30 in poi nello studio del presidente dell'Ordine dei Notai Claudia Gucciardo sarà possibile sottoscrivere le azioni della costituenda SPA Aeroporto Valle dei Templi. Così annuncia tramite un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il deputato agrigentino Calogero Pisano, tra i più tenaci sostenitori dell'iniziativa, per la quale alcuni giorni addietro ha personalmente visionato insieme ad alcuni gruppi tecnici il sito dove è probabile che sorga lo scalo aeroportuale agrigentino. All'atto della sottoscrizione non sarà richiesto il versamento di alcuna somma di denaro, il pagamento avverrà soltanto all'atto della costituzione ufficiale della nuova società prevista per il 1° di ottobre, data entro cui sarà possibile prenotare le quote azionarie in qualsiasi studio notarile della provincia. Il valore nominale di un'azione è di 1.000 euro, il capitale sociale minimo da raggiungere con la sottoscrizione di 2 milioni di euro. Vogliamo un vero pronto soccorso ad Agrigento, al via la petizione online. A sostenerla anche il Consiglio Pastorale Diocesano di Agrigento. I dettagli nel servizio. Carenza di medici, lunghe attese per le cure, pazienti parcheggiati nei corridoi della struttura sanitaria in attesa di un posto letto. Questa è la fotografia di tutti i giorni del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Da un lato ci sono i cittadini esasperati, che per curarsi scelgono di non recarsi in pronto soccorso e quindi di curarsi da soli a casa, oppure vanno fuori la provincia di Agrigento. Dall'altro lato c'è il personale medico e paramedico del tutto insufficiente, che da anni continua a lavorare sotto pressione con l'elevata probabilità di incorrere in errori professionali. Il prossimo 17 giugno ad Agrigento ci sarà una manifestazione voluta dal cartello sociale per chiedere maggiore attenzione verso la sanità e dire no alla privatizzazione del servizio sanitario, dove si spera che a scendere in piazza ci siano non solo i cittadini, ma tutti i sindaci del libero consorzio comunale di Agrigento e la deputazione agrigentina all'Arse. Se c'è un settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue dolorose conseguenze, è proprio quello sanitario, scrive in una nota stampa il Consiglio Pastorale Diocesano, che prosegue: quando la persona malata non viene messa al centro e considerata nella sua dignità,
si ingenerano atteggiamenti che possono portare addirittura a speculare sulle disgrazie altrui e questo è molto grave. Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono anziani, con una salute fortemente compromessa, se sono affetti da patologie gravi e onerose per la loro cura o sono particolarmente difficili come malati psichiatrici. Il modello aziendale in ambito sanitario, se è adattato in modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili rischia di produrre scarti umani. Ottimizzare le risorse significa utilizzarle in modo etico e solidale. La Chiesa si è sempre occupata dei sofferenti e di non penalizzare i più fragili, conclude il Consiglio Pastorale Diocesano. E da ieri sulla piattaforma change.org è stata lanciata da un cittadino agrigentino, Alfonso Cartannilica, una petizione "Vogliamo un vero pronto soccorso ad Agrigento", che in poche ore ha raggiunto già oltre 800 firme, che verranno successivamente consegnate all'assessore regionale alla salute della regione siciliana Giovanna Volo, al commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia e a Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento Filippo Romane, affinché si possa intervenire per migliorare le condizioni del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, rendendolo più efficiente al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. Abbiamo appreso della petizione proposta da un cittadino, Alfonso Cartannilica, che incoraggiamo. Siamo consapevoli che questi strumenti non abbiano effetto deliberativo, ma abbiamo la speranza che possano sensibilizzare l'opinione pubblica, sia i governanti nelle scelte politiche, dice il Consiglio Pastorale Diocesano. Senza il consenso dell'amministrazione comunale e del popolo di Lampedusa e Linosa, nessuna azione verrà intrapresa sul nostro territorio. È cambiato il mio modo di esternare la mia opinione, ma non le mie idee. Lo ha detto il vice sindaco delle Pelagie, Attilio Lucia, della Lega, in merito all'eventualità di aprire un centro di trattenimento direttamente sulla più grande delle isole Pelagie. Mercoledì scorso il prefetto Valerio Valenti, commissario per l'emergenza migranti, durante la conferenza stampa tenuta all'hotspot dopo che il 1 giugno la gestione è passata alla Croce Rossa italiana, ha detto chiaramente che il Dipartimento adesso vorrà traguardare anche altri obiettivi. Il primo, condiviso a livello europeo, è realizzare un più rapido rimpatrio dei soggetti che non hanno titolo a rimanere sul territorio, quindi la realizzazione di centri di trattenimento. E non è escluso che il primo si possa fare anche sull'isola. Certi rumors parlano di un ipotetico e fantascientifico complotto che l'amministrazione comunale, in accordo col governo centrale, stia tramando alle spalle della popolazione delle Pelagie, ha detto Lucia. Sono sempre stato e sempre sarò al fianco della popolazione, pronto a difendere i diritti dei miei concittadini che da troppo tempo soffrono in silenzio il problema dell'immigrazione. Sono pronto ad usare tutti gli strumenti per salvaguardare il diritto dei lampedusani a vivere in sicurezza e senza perenne emergenza. Attività, giochi, spettacolo, sport, animazione, folklore, cultura, fede e socialità dal 5 all'11. Questo è Fontanelle in festa. Ci racconta tutto Eugenio Cairone. Fontanelle, un quartiere in festa, con diversi eventi nell'arco di una settimana, dal 5 fino a ieri. Tutto grazie al comitato Fontanelle Insieme, la cui presenza è diventata davvero preziosa per cancellare l'odioso marchio di quartiere dormitorio. Nell'ambito della festa, organizzata in collaborazione con la parrocchia di San Nicola, è stato inaugurato in Viale Sicilia un murales dell'artista Gaetano Vella, un'opera che vuole essere anche un bel biglietto da visita. Il significato è quello del benvenuto al quartiere, infatti i volti che sono rappresentati rappresentano l'inclusione delle persone in questo quartiere e la convivenza delle diverse generazioni. È un murales che vuole accogliere chi vuol far parte del posto, chi vuol vivere il quartiere e soprattutto questo murales vuole anche educare al bello e a quello che si può creare nel quartiere e nella città. Alla cerimonia sabato era presente il sindaco di Agrigento, accompagnato dall'assessore Gioacchino Alfano. Ma oggi è un giorno particolare. Come dicevi nell'intervento, Fontanelle ha bisogno di rinascere, ma la presenza del sindaco è un buon segno, visto che Fontanelle fa parte di Agrigento. Sì, Fontanelle è un quartiere di Agrigento, un quartiere come tutti gli altri, forse un po' più periferico,
per proprio un problema logistico, però Fontanelle è il cuore di Agrigento, peraltro è un'alta densità demografica ed è abitata da gente fattiva, gente che ama la città, gente che ama il quartiere, gente che ama il vicino, gente che tiene all'accoglienza. Quindi questa oggi è l'espressione proprio di quello che sta succedendo. Il tema proprio di questo murale si ricorda l'accoglienza, ricorda l'integrazione, quindi questa è l'espressione di quello che poco fa io ho detto. Appunto, Fontanelle fa parte di Agrigento, quindi la presenza del sindaco non solo oggi rassicura. Sì, il mio intento è quello di curare tutti gli angoli della mia città. Purtroppo la lentezza burocratica a volte non me lo permette, però sono a metà mandato e penso che a fine mandato potrò anche risolvere i problemi che gli abitanti qui mi hanno sempre da tempo lamentato. È festa fino a domenica, un'ulteriore iniziativa che riqualifica, valorizza e rivaluta quello che era un muro spento e anonimo, e lo si fa attraverso quella che poi diventa arte, diventa creatività da parte di un artista importante, Gaetano Vella, e con il coinvolgimento e la collaborazione dell'Associazione Acquarinto. Tutto questo è stato fatto in pochissimo tempo, ma la cosa più bella è che abbiamo voluto trasmettere dei messaggi importanti di integrazione, di solidarietà, di inclusione, di partecipazione. Abitanti e anche componenti di questa associazione si sono ritrovati qui per dare colore con un messaggio importante: ti diamo il benvenuto. Perché è questo il titolo di questo murales, che vuole trasmettere la vivacità, l'accoglienza di questo quartiere, che non è più un quartiere dormitorio, e trasmette il bello di tutta la sua comunità. Ecco Vito, fuori onda abbiamo parlato col sindaco assieme a te di quelli che sono i più grossi problemi di Fontanelle. Sono problemi che stiamo attenzionando, che abbiamo deciso veramente anche lì di batterci perché possano raggiungere concretamente e veramente in brevissimo tempo quegli obiettivi che da tempo ci prefiggiamo per tutto il quartiere. E diciamo grazie a Fontanelle Insieme. Grazie a voi. Dicevamo della settimana di festa conclusa ieri con l'esibizione dei gruppi folcloristici Città di Agrigento e Fiori del Mandorlo. Sul palco anche i bambini e i ragazzi della parrocchia. A chiudere la festa, nella piazza gremita di famiglie, lo spettacolo di cabaret con i Quattro Gusti. A precedere i comici, una piramide di cannoli realizzata dallo chef Giovanni Mangione. Un altro momento che ha arricchito la festa di Fontanelle è stata la sfilata della banda musicale Vincenzo Bellini di Cammarata. L'appuntamento al prossimo anno, sperando che nel frattempo si realizzino nel popoloso quartiere agrigentino le promesse fatte dall'amministrazione comunale. L'associazione Penna Sottile propone una raccolta firme per non cambiare il nome dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara. Ci racconta tutto Giuseppe Moscato. Una raccolta di firme per una petizione popolare affinché non venga cambiata la denominazione dell'Istituto Comprensivo da Bersagliere Urso Mendola a Andrea Camilleri.
La proposta è dell'Associazione Penna Sottile di Favara, che fa seguito alla forte presa di posizione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Agrigento, che fanno fronte comune contro il cambio di denominazione. Le due associazioni in forma ufficiale, ma anche tanti altri cittadini di Favara, dicono no all'intitolazione dell'istituto comprensivo allo scrittore Empedoclino, papà del commissario Montalbano, che sostituisce due illustri figli di Favara. Il bersagliere Calogero Urso, eroe di Custozza, morto sul campo di battaglia il 24 giugno del 1866, è decorato con la medaglia d'argento al valor militare, e il barone Antonio Mendola, a cui tanto la città di Favara deve. La modifica dell'intitolazione dell'istituto comprensivo da Bersagliere Urso Mendola a Andrea Camilleri è stata decisa con delibera del Consiglio d'Istituto del 10 febbraio 2023, delibera che ha avuto il nulla osta dalla Prefettura di Agrigento e il parere favorevole della Giunta Comunale di Favara con delibera numero 13 del 14 marzo 2023. Cambio di denominazione che è diventato ufficiale con decreto dell'ufficio scolastico provinciale del 20 marzo scorso. Ma sentiamo il responsabile dell'associazione Penna Sottile, Giuseppe Crapanzano. Abbiamo cominciato a raccogliere le firme perché il nome della scuola non venga cambiato, altrimenti dovremmo assistere silenziosi ad un atto indicibile contro due personalità illustri ed emblematiche del comune di Favara. Né si può dire che i due plessi manterranno il nome, perché sarebbe la stessa cosa di quello che si è già verificato per il capitano Vaccaro, dimenticato da tutti. Quindi la scuola deve rimanere Bersagliere Urso Mendola, anzi sarebbe opportuno chiamarlo Bersagliere Urso Mendola Vaccaro, così come del resto sarebbe giusto fare. Noi non vogliamo con questo sminuire la figura di Andrea Camilleri, tutt'altro. Ad Andrea Camilleri siamo disposti anche noi a proporre altri riconoscimenti, purché ovviamente non siano di sostituzione delle personalità di Favara di cui abbiamo parlato fino ad ora. Intanto dobbiamo dire che è una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un'iniziativa presa sicuramente in buona fede, ma a cuor leggero, perché non tiene conto dei valori che rappresentano sia il Bersagliere Urso che il barone Antonio Mendola. Il Bersagliere Urso è stato il primo favarese ad essere morto per l'Italia esattamente il 24 giugno del 1866, durante la terza guerra d'indipendenza, quando da solo qualche anno eravamo diventati il Regno d'Italia. Quindi è un valore che allora hanno ritenuto eccezionale, tant'è vero che è stato insignito della medaglia d'argento al valore militare. Rappresenta dei valori, rappresenta sicuramente dei valori che fino ad ora tutti quanti abbiamo condiviso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il salone della parrocchia San Nicola di Fontanelle, intitolato a Paolo Colaianni e Eugenio Cairone. A 3 anni dalla scomparsa è arrivato un meritato riconoscimento per Paolo Colaianni, uomo di teatro e regista anche nell'impegno quotidiano che lo ha visto sempre presente nella comunità di Fontanelle con il suo indimenticabile sorriso. Colaianni è stato parte attiva in qualità di componente del Consiglio pastorale e degli affari economici della chiesa di Fontanelle. Da sabato il salone parrocchiale della chiesa di San Nicola porta il suo nome. A scoprire la targa la moglie Margherita, che lo ricorda così. Paolo è stato per me un marito meraviglioso, è un compagno di vita che mi ha indirizzata su tutto quello che a noi piaceva fare insieme, perché sia come attività lavorativa sia come attività parrocchiale e soprattutto per l'attività teatrale siamo stati sempre uniti, compatti, e quindi abbiamo voluto riprendere tutto quello che noi sapevamo fare per la nostra comunità di Fontanelle.
e questo oggi è un grande risultato e mi fa piacere che è stato ricordato e che così Fontanelle abbia un ricordo perenne di Paolo. L'attore agrigentino Gaetano Aronica lo aveva ricordato come una persona garbata e simpatica. Un grande attore lo aveva definito invece un altro uomo di spettacolo, Mimmo Galletto. Il giorno dei funerali per Paolo Colajanni, solo applausi dai balconi delle case al passaggio della bara. Era tempo di Covid ed erano in atto le restrizioni e quanto fossero tristi quei giorni, qualcuno lo ha voluto ricordare proprio sabato. Artisti sulle tracce del Gattopardo in mostra al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro fino al prossimo 20 luglio. Vediamo. Vice Sindaco, la sensazione è che Palma di Montechiaro diventi sempre più polo d'attrazione della cultura a livello provinciale. Allora, per noi oggi è un grande orgoglio. Il Palazzo Ducale diventa lo scrigno oggi di arte e cultura perché appunto farà da scrigno a grandi opere di un grande artista, Gianmarco Puntelli, che attraverso opere che ha selezionato stasera ci farà una bella presentazione emozionandoci. Questa mostra è intitolata Artisti sulle tracce del Gattopardo, è stata curata dal professore Onolfo e dall'assessore alla cultura Miriam Barba e siamo molto orgogliosi oggi veramente di questa inaugurazione a cui teniamo tanto. Assessore, si tratta del primo di una lunga serie di eventi perché la cultura, come si suol dire in gergo, paga alla fine sempre. Si tratta di un lungo evento, diciamo che questo evento inizia oggi con l'apertura e finirà il giorno 20 luglio. Per quanto riguarda gli artisti, abbiamo 6 artisti oggi, con cui c'è pure il maestro Puntelli. Questi artisti spiegheranno le loro emozioni in ogni quadro che hanno messo sopra come mostra. Di conseguenza io ringrazio Roberto Onolfo per la partecipazione per questo evento organizzato. Roberto Onolfo già da quando era assessore ha sempre avuto questa ambizione, no? Di trasformare sempre più Palma di Montechiaro in una città culturale, visti il passato soprattutto di questa città. Allora, per me è sempre una sfida perché organizzare una mostra come questa è molto difficile, anzi ringrazio l'assessore e tutti perché veramente il professor Gianmarco Puntelli, noi ci sentiamo per fare una mostra questa c'è un anno dietro, un anno di preparazione, di sistemare il libro, c'è un aspetto importante. E poi qual è? Il professore mi ha preso in parola, io gli ho detto guarda, io ho un bel progetto su Palma e step dopo step riusciremo a raggiungere qualcosa di importante. E lui mi ha detto ok, io ti aiuto, però se ci riusciamo facciamo una cosa che resterà nel segno di Palma. E quindi siamo in itinere per raggiungere un obiettivo importante per la nostra città e quindi sono felicissimo, anche perché guarda, in questi giorni ho lavorato con questi artisti che sono venuti dalla Val d'Enone, di Milano, sono venuti l'altro ieri per dormire a Palma e la bellezza di loro è che ti trasmettono molta energia, più energia. E quindi a volte sono stanco, sono tornato a casa da mia moglie e dice ma che sei di nuova energia? Sì, perché incontrando loro ti trasmettono energia talmente e hanno voglia di fare. Questo speriamo che sia veramente per noi un atto importante per portare Palma veramente dove merita. Le Suore di Licata festeggiano 100 anni. Il prossimo settembre sarà inaugurata la Cittadella del Sole. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Il 9 settembre 2023 è questa la data scelta dalle suore morinelliane guidate dalla superiore generale Suor Maria Agnese Ciarrocco per aprire l'anno giubilare che celebra i 100 anni della fondazione della congregazione voluta dal canonico Vincenzo Morinello. E nel giorno in cui si apre l'anno giubilare sarà inaugurata la Cittadella del Sole a Licata, ben 7.000 metri quadrati in via Palma, che diventeranno un luogo polifunzionale per famiglie, bambini, religiosi e laici e devoti, un progetto che Don Morinello già immaginava nel lontano 1930 quando commissionò un quadro che rappresenta la Cittadella del Sole. Lo spazio fu donato alla città e verrà inaugurato da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
Il racconto di cosa sarà l'anno giubilare, che durerà 15 mesi dal 9 settembre 23 all'8 dicembre 24, è stato fatto sabato sera nel corso di un talk show nel complesso della Badia, condotta da Alessandra Cuttaia, che ha curato gli eventi, e la regista del docufilm Nelle Suore Morinelliane. Nel chiostro che ha ospitato il Museo Archeologico di Licata è stata Suor Maria Agnese Ciarrocco, superiore generale delle Suore Morinelliane, che ha illustrato le iniziative ad accogliere il sindaco di Licata Balsamo, che ha dato la sua piena disponibilità, e quella dell'amministrazione comunale a collaborare, il vicario foraneo di Licata e di Palma Montechiaro Don Tommaso Pace, che ha parlato dell'anno di grazia, il professore Giacomo Minio, docente di economia e politiche dei beni culturali presso l'Università di Palermo, che ha annunciato la possibilità di aprire un museo dedicato ai cimeli delle Suore Morinelliane. Commozione nel momento in cui il coro della confraternita di San Girolamo della Misericordia ha intonato la prima volta l'inno giubilare delle Suore Morinelliane, scritto dalla palermitana Cirella Gigenti. Ecco tutti gli altri importanti eventi annunciati sabato sera. La Cittadella del Sole ospiterà una mostra fotografica per raccontare 100 anni di storia delle Suore dei Poveri. Saranno esposti oggetti esemplari, unici, abiti, decorazioni, tutto ciò che è simbolo del lungo viaggio delle Suore dal 1924 a oggi. Verrà fatta l'iniziativa Natale tutto l'anno con uno spazio dedicato alla natività all'interno della cittadella. Degli eventi saranno itineranti, raggiungeranno la città con cui ha sede la congregazione, quindi Campobello di Licata, Agrigento, Santa Margherita del Belice, Palermo, Roma, Romania e la Colombia. Teniamo tantissimo, ha annunciato Suor Maria Agnese Ciarrocco, a comunicare che in occasione del nostro anno giubilare, grazie alla Santa Sede, tutti coloro che visiteranno la nostra cappella di Via Palma, sede della congregazione, potranno lucrare l'indulgenza plenaria della Chiesa. Insomma, un momento spirituale importantissimo. Alessandra Cuttaia, proviamo a raccontare in poche battute che cosa sarà questo anno giubilare che comincia il 9 settembre e va avanti per un anno intero per festeggiare i 100 anni delle Suore Morinelliane. Allora, in poche parole mi hai chiesto e poi hai detto un anno, che è sbagliatissimo. Angelo. Allora, non è un anno, saranno 15 mesi, per questo io lo chiamo sarà un anno molto lungo, perché è vero, sarà lungo, sarà intenso, sarà ricco di eventi, manifestazioni, un palinsesto di eventi veramente da far venire il mal di testa, ma nel senso bello, insomma, del termine, perché soprattutto i cittadini di Licata avranno tantissime cose da fare, però non ci limiteremo, ecco, a organizzare delle attività solo a Licata, perché oltre all'inaugurazione della Cittadella del Sole il 9 settembre, che sarà uno spazio dove anche potremo assistere ad un'esposizione di abiti, oggetti sacri che hanno caratterizzato la storia di questi 100 anni delle Suore, ci sarà anche una mostra fotografica che racconterà le Suore nei loro 100 anni e poi cosa ci sarà? Ci saranno tante cose, ma non le voglio svelare tutte perché è giusto che appunto anche poi si abbia un po' una sorpresa quando si entra in questa Cittadella del Sole. E poi ci saranno anche tante attività fuori, quindi saranno organizzati dei tour che partiranno da Licata e accompagneranno alla visita, alla scoperta delle comunità fuori da Licata, che non sono solo in Sicilia, quali ad esempio Palermo, Agrigento, Campobello di Licata, Menfi, ma anche a Roma, anche in Romania, e perché no, forse riusciremo a organizzare anche il viaggio in Colombia. Poi ovviamente chi vorrà unirsi bene ci farà soltanto piacere. Per chi non potrà unirsi invece ci sarà la possibilità di vedere questo lunghissimo, anche questo documentario che da un paio d'anni insomma che stiamo realizzando, perché andare in giro in lungo e largo per ripercorrere quelle che sono state le orme delle Suore Morinelliane e quelle che sono oggi è veramente un arduo compito, perché sono veramente tante le cose che fanno queste suore. Madre Agnese, il vostro ordine festeggia, celebra 100 anni, ci sono una serie di iniziative che durano per un intero anno giubilare. Di cosa si tratta? Si tratta di 100 anni di fondazione, 1924, siamo nate proprio su queste strade di Licata, ad Morinello, iniziamo i festeggiamenti quest'anno fino all'anno prossimo, dicembre 2024. Sarà un anno intenso di iniziative, di incontri, di momenti di stare insieme, come è stato questa sera, è stato bellissimo davanti a tutta questa gente, soprattutto le organizzazioni di Licata così conoscono e sanno tutto quello che facciamo, auspicando una collaborazione con quasi tutte le realtà di Licata.
Ci sono tutta una serie di iniziative, alcune sono particolarmente importanti e sarà prestato nel corso dell'anno molta attenzione. Eh sì, questa è qualcosa di speciale perché il Vaticano ci ha concesso l'indulgenza plenaria, che significa tutte le persone che durante l'anno giubilare si recheranno in via Palma, nella nostra cappella, dove tra l'altro risiede il corpo di Don Morinello, potranno lucrare l'indulgenza, cioè significa compiere tutto quello che la Chiesa vuole, le preghiere e così via, e lì si manifesta la bontà e l'amore di Dio misericordioso. Ci perdona, significa continua ad amarci. Operazione Fondali Puliti, il mare che circonda Ustica ancora più pulito a conclusione della 5ª edizione di Spazza Pnea. Vediamo. Siamo con il direttore dell'area marina protetta qui di Ustica. La competizione Spazza Pnea è iniziata già da un'oretta. Direttore, cosa ci dice rispetto a questa iniziativa? Rispetto a tutto quello che sta avvenendo fuori da questo spot. Allora, l'iniziativa è egregia e va sostenuta e davvero il nostro applauso partecipare in prima persona come Arena Protetta. Grazie alla vostra partecipazione, alla vostra organizzazione, stiamo facendo sì che verrà pulito, stiamo pulendo già da un po' di tempo, da un'oretta i fondali del porto di Ustica, che fortunatamente pur essendo un approdo in porto non era messo così tanto male, motivo per cui è interessante vedere quello che lui è un attimo è riuscito a raccogliere, che sono all'interno di un filtro di benzina delle uova di cipresso, quindi tutto sommato, pur avendo siamo all'interno di un porto, vedete che tutto sommato riusciamo a avere vita nel mare. Tanto c'è all'interno di questo filtro si sono andate a depositare delle uova di cipresso, quindi sì, è chiaro, va pulito, la plastica, la pressione antropica è sempre più prerompente, però per questo tipo di iniziative cerchiamo anche di smussare e di limitare i danni all'ambiente che ahimè a causa della presenza delle plastiche, microplastiche e nanoplastiche sono presenti nei nostri fondali. Iniziativa egregia che comunque porterà sempre quegli virtuosismi che noi ci aspettiamo avvengano anche all'interno della comunità locale. Noi vi ringraziamo perché abbiamo avuto un supporto veramente eccezionale dalla vostra amministrazione, dall'amministrazione tutta, l'area marina protetta, capitaneria, veramente anche gli abitanti di Ustica sono stati fantastici e questo spero sia un segnale che possa passare e magari con piccoli gesti fare grandi opere, ecco. La stiamo liberando in questo momento. Questa è una cosa fantastica. Stiamo liberando delle uova di cipresso che andranno a depositare sul fondale e continuare la loro propria vita. Una sana competizione. Sana competizione. Adesso faccio vedere un po' in giro quello che è stato e quello che fino adesso è uscito fuori. Chiaramente facciamo tutto il misto in quel bidone grande. Sì, là ci può andare. Tatiana, Mare Nostrum, una grossissima mano dal punto di vista operativo e logistico. C'è un momento in cui si conferisce e un momento in cui poi si riparte per una nuova raccolta. Da Ustica per il momento è tutto. Inaugurato ieri pomeriggio sul lungomare di San Leone ad Agrigento il campo di basket in memoria del giocatore Aitem Fatallah, scomparso prematuramente a 32 anni durante una partita per un arresto cardiaco. Bellissimo e nobile gesto di un gruppo di appassionati di basket che hanno accolto l'idea iniziativa di Chiara Tartaglia e hanno contribuito alla raccolta di denaro per la realizzazione del campo di basket. Io sono estremamente orgoglioso dei miei concittadini, ha dichiarato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè presente all'inaugurazione. Con una petizione lanciata sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti più di 20.000 euro. Ha collaborato all'iniziativa anche la Fortitudo Moncada. Il Cianciano è stato promosso in seconda categoria nella finale playoff contro il Burgio. I bianco-verdi hanno vinto 1-0 sul campo neutro di Giuliana, decisiva
la rete di Caruso, e congratulazioni alla squadra SD Cianciana Calcio per il traguardo raggiunto è stato espresso dal sindaco Francesco Martorana. La vittoria dei playoff e la promozione seconda categoria, ha continuato il primo cittadino, riconfermano da pochi giorni, riempiono di orgoglio tutta la nostra comunità. Un ringraziamento ai ragazzi che da mesi si spendono senza sosta, al mister per l'ottimo lavoro svolto, alla dirigenza e a tutti i sostenitori. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.